Il 13 settembre l'imperatore Carlo d'Asburgo comunica agli alleati che vuole aprire dei negoziati per chiedere la pace. Il 5 ottobre anche i tedeschi contatteranno il presidente americano Wilson per dire che loro sarebbero disposti a discutere della pace. E dunque, attraverso tutti questi mesi, noi il 20 giugno abbiamo assistito al fallimento dell'offensiva austriaca, mentre in Francia si combatteva la quarta delle grandi offensive tedesche. A luglio si scatena la quinta offensiva tedesca in Francia e fallisce subito. E noi stiamo fermi sul Piave. Ad agosto gli alleati attaccano in Francia e respingono i tedeschi. E noi stiamo fermi sul Piave. A settembre l'imperatore Carlo comunica che lui vuole trattare la pace. E noi stiamo fermi sul Piave, perché nessuno al comando supremo italiano pensa che abbiamo le forze per provare ad attaccare noi.